Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di turismo. Lo facciamo con il nostro ospite, Francesco Mattiazzo, che è presidente Assoturismo Veneto. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno e grazie di essere in nostra compagnia. Iniziamo facendo un po' lo sguardo al passato. Com'è stata questa stagione autunnale invernale che ci siamo lasciati alle spalle? Allora, bisogna dividere la stagione in due parti. La parte che riguarda il turismo dall'estero verso l'Italia è stata una stagione anche l'invernale abbastanza buona, superiore anche all'anno 2019 e in questo momento abbiamo delle ottime prospettive perché anche il mese di adesso maggio e i prossimi a venire si presentano molto molto caldi e quasi di sicuro anche quest'anno forse supereremo il 2023 che è stato un ottimo anno superiore al 2019, quindi un pre-pandemia. Quindi questi sono tutti i turisti Quindi, dall'estero verso l'Italia. quindi esatto, diciamo, flusso in arrivo, avete quindi, diciamo, previsioni positive per la Positive, stagione estiva. E positive, sono invece tutte. per il flusso in uscita per la stagione estiva quali sono le previsioni? Allora, questo inverno è stato che le mete, quelle solite, sono andate abbastanza bene. Il Natale è stato un po' fermo, non c'è stato, forse un po' per anche dei costi anche all'estero abbastanza elevato, anche molto sul volato, perché tutte le compagnie aeree hanno aumentato abbastanza i costi. E per questi primi mesi adesso noi stiamo un attimino capendo esattamente se sarà un'ottima stagione. Quest'inverno, per esempio, sempre per quanto riguarda anche il mercato italiano e il domestico, la montagna è andata molto bene, quindi chiude con una stagione molto positiva. Quindi diciamo chiudere con una stagione positiva fa anche ben sperare, guardando al prossimo futuro. Sì, sì, sì. Penso che i prossimi a venire, anche poi perché per esempio se noi prendiamo il mondo degli eventi e i congressi, proprio una statistica che è stata pubblicata l'altra settimana, noi abbiamo per quanto riguarda gli eventi e i congressi, l'Italia è la prima nazione in Europa per il numero di eventi che ci sono stati e la seconda a livello mondiale. Ricordiamoci che eravamo il numero 6 prima, nel Sono numeri 2019. veramente positivi e anzi danno un ottimo trend di miglioramento. Sì, 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 sugli eventi e congressi, specialmente in questo settore, siamo fatto un balzo altissimo perché passare al secondo posto a livello mondiale, il primo europeo, non l'avevo mai fatto. Venezia, che non era nella top 100 del mondo, è diventata l'85esima città, quindi sono tutti numeri molto molto positivi. Infatti il trend, specialmente per il turismo estero, è molto buono, anche per fino al novembre-dicembre si presentano degli ottimi numeri. Quello dobbiamo stare sempre un po' attento e invece che dobbiamo supportare è il turismo nazionale che va anche all'estero o che gira per l'Italia e là siamo soggetti molto ai budget di spesa, quindi se ci sono location o compagnie aeree che aumentano troppo il costo, l'italiano incomincia subito ad andare su altre mete.